Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi vorrei tornare indietro di 30 anni, se potessi tornare indietro di 30 anni, ma perché 30 anni fa era un anno molto particolare, il 96. Il 96 è stato un anno che ha visto numerosi cambiamenti, soprattutto in politica. Adesso cerchiamo di capire come e perché. Ma in generale appunto quell'anno fu per tutto il mondo, anche dal punto di vista della cultura, della scienza, di quello che può essere il dibattito di sensibilità spirituale, fu sicuramente importantissimo. E oggi appunto, grazie alla presenza anche nell'aria, nell'etere di Marco Zognini, che tutti conoscete, e bene, noi cercheremo di approfondire proprio questa annata eccezionale, dove due, secondo me, sono stati i movimenti politici e anche metapolitici che hanno guidato le anime a questa, insomma, specie di coda al veleno del Novecento. Perché coda al veleno? Adesso lo capiremo meglio. Intanto, prima Marco è già fra noi, adesso lo sentiamo, volevo ricordare la morte di Bianca Maria Piccinino, che è stata una delle collaboratrici più preziose della RAI, una giornalista che è diventata anche mezzo busto per un po' di tempo dal telegiornale delle 13, ma che soprattutto era nota e famosa, nata a Trieste, poi insediatasi a Roma, era famosa per i suoi servizi di moda. Devo dire che parliamo ovviamente degli anni 70, 80, 90. Devo dire che la moda all'inizio non mi interessava personalmente, cioè non riuscivo, forse educato maschilmente nella maniera peggiore appunto, ad interessarmi in maniera diretta. Grazie a Bianca Maria Piccinino, dalla voce soave, ma soprattutto dal pensiero arguto e suadente sul piano soprattutto della spiegazione della moda, perché la moda va spiegata. La moda non è solo bellezza, è arte, è filosofia, e lei aveva questo dono, Bianca Maria Piccinino. È giusto ricordarla in questa radio, perché soltanto l'esercizio della bellezza nella libertà, come sapeva fare Bianca Maria, ci ha permesso di arrivare così ad apprezzare cose che in realtà vengono spesso giudicate più per l'apparenza che per la sostanza. Benissimo, adieu Bianca Maria. Un ricordo, questa radio secondo me te lo doveva, non so quante altre radio l'hanno fatto, è stato citato appunto il tuo trapasso, ma penso che in qualche modo il giornalismo abbia perso un talento assoluto. Allora, caro Marco, siamo qua, ripresentarti mi risulta facilissimo, da una parte perché tutti ti conoscono, conduttore appunto della fortunatissima trasmissione Sic et Non, ma poi secondo me protagonista di primissimo livello nella storia del pensiero leghista degli ultimi 20-30 anni, e così condividiamo gusti, orientamenti, perfino la città in cui viviamo, che è diciamo simboleggiata da una corona ferrea. Ma ecco, quello a cui oggi ti chiedo di partecipare è così una riflessione, un dibattito su quelle code al veleno. Io mi sono permesso di chiamarle code al veleno, il prodismo e il padanismo, perché 30 anni fa partiva la miccia di queste due piccole rivoluzioni, nel bene o nel male. Vorremmo essere dei giudici, come dire, poco passionali in questo caso, anche se è ovvio che l'abbiamo vissuto il padanismo sulla nostra pelle. Tu eri più giovane di me, ma comunque è stata un'esperienza straordinaria, che ha fatto il suo tempo, ma come tutte le cose poi che in realtà voglio dire lasciano spazio a evoluzioni successive. Dall'altra parte il prodismo, con un personaggio che si era saputo imporre grazie a tutta una serie di combinazioni come diciamo, propositore di un modello di società che poi è andata lungo la china soprattutto dell'europeismo e ha prodotto tutta una serie di
di situazioni non sempre digeribili. Allora, a te la parola, Marco, come introdurre quel 96, quell'incredibile 96. A te la parola. Sì, grazie Andrea, grazie anche per le belle parole. Ovviamente per me sono anni anche di grande passione, perché sono gli anni del liceo e degli anni immediatamente successivi al liceo, quindi gli anni insomma un po' anche dell'idealismo più forte. Sono anni importanti perché comunque sono gli anni del post Mani Pulite, del post berlusconismo, eccetera, e diciamo che sia il prodismo che il padanismo nascono un po' come reazioni agli eventi di quegli anni, che comunque sono anni carichi di eventi che hanno cambiato la storia europea e che restano come pilastri della storia europea. Se penso al 95 penso agli accordi di Schengen, all'indipendenza della Croazia, eccetera, di altri paesi, processi importanti come Enimont, processo Calabresi, l'assassinio di Rabin, il massacro di Srebrenica, gli accordi di Dayton, quindi momenti fondamentali, a maggior ragione il 96. Nel 96 abbiamo il secondo mandato di Clinton, che porta avanti la sua idea di globalizzazione, di mondializzazione, di new economy, con tutto poi quello che ne è succeduto di bene e di male, però diciamo la globalizzazione, sono gli anni in cui parte un po' quella globalizzazione, i talebani entrano a Kabul, arrivano i nazionalisti indù in India, finisce diciamo l'ultimo mandato di Yeltsin, arriva Netanyahu, ma arriva anche per esempio Arafat, presidente dell'autorità nazionale palestinese. Per noi che amiamo la cultura è l'anno purtroppo dell'incendio alla Fenice, ma è anche l'anno dei famosi 5 Oscar a Braveheart che noi abbiamo amato particolarmente, diciamo, ecco. Sono gli anni in cui, ripeto, il berlusconismo cambia tutto. La Lega bossiana, che nel 93 pensava di poter diventare, diciamo, il partito egemone del mondo moderato, come scrive anche Bossi nella rivoluzione, invece si trova a dover fare i conti con Berlusconi, diciamo. Andrà poi al governo con Berlusconi nel 94, il famoso patto tra Polo delle Libertà e Polo del Buon Governo, ma quel governo dura poco perché la Lega teme per le riforme, ha già dovuto perdere Gianfranco Miglio perché sostanzialmente il sistema non lo vuole, e poi Miglio ce l'avrà con Bossi, ma insomma questa è stata una richiesta di Scalfaro, e Bossi progressivamente si allontana da quella alleanza perché comunque non vuole che la Lega venga coinvolta in un possibile colpo di spugna giudiziario, ne taglia le pensioni, non si fa nulla sul conflitto di interessi, e quindi quando poi arriva il rinvio a giudizio di Berlusconi, Bossi insieme al PDS di D'Alema e al Partito Popolare di Buttiglione firma la sfiducia. Nascerà quel famoso governo Dini nel gennaio del 95, un governo molto particolare, è il primo vero governo interamente tecnico italiano, guidato da un ministro che era il ministro del tesoro del governo Berlusconi, Lamberto Dini, insomma uomo di Banca Italia, ben introdotto in quanto marito di Donatella Zingone, eccetera. Un governo che nascerà poi ovviamente con l'astensione di Forza Italia, ma un governo un po' di rottura rispetto a quanto precedente, un governo tutto di tecnici, di economisti, con addirittura un generale che era il generale Corcione alla difesa, e ovviamente i salotti buoni non mancano mai, Susanna Agnelli agli esteri. Un governo che proverà a fare le leggi elettorali, proverà a fare la legge sulla par condicio, ci sarà il referendum contro la legge Mammì, ma vincerà Berlusconi, vinceranno i no, a dimostrazione che in quel momento Berlusconi è forte politicamente, si considera tradito, vincerà le europee, farà addirittura un suo gruppo al Parlamento europeo, però comincia a nascere tutta una serie di mosse tattiche sia da parte della Lega che da parte della sinistra, per cercare poi di contrastare questo strapotere di Berlusconi, che poi attraverso i giornali, le TV sembra davvero imbattibile, ma soprattutto non è ancora, diciamo, parte del sistema, e quindi insomma ha un fuoco di fila contro notevolissimo. Il governo Dini
non riesce ad andare avanti, lo stesso Bossi toglierà la fiducia perché diciamo, il governo Dini non affronterà con sufficiente diciamo, determinazione i problemi dell'immigrazione. Sono gli anni dell'aumento degli arrivi delle carrette del mare, soprattutto dall'Albania, e quindi c'è questa crisi di governo. Scalfaro proverà a pasticciare varie situazioni, governo con Maccanico, eccetera, ma sostanzialmente si va a elezioni. Tra l'altro si va a elezioni nel 96, quando l'Italia è nel semestre europeo, e quindi verrà gestito sostanzialmente da Dini con un governo dimissionario. Teniamo presente che Dini poi in futuro vorrà fare politica e fonderà Rinnovamento Italiano, sfruttando, diciamo, il suo essere centrista, un po' di prebende del governo, insomma un anticipatore di quello che poi farà Monti con Scelta Civica, diciamo, ecco. E in quel 96 quindi restano un punto diciamo fondamentale le politiche, quelle del 21 aprile, in cui appunto emerge la figura di Prodi, che già nel 95 era stato indicato come possibile alfiere di un accordo tra i progressisti, che allora non si erano ancora alleate, diciamo, con il mondo cattolico, quindi erano un blocco forte, ma ancora molto rivolto a sinistra, diciamo. I più cattolici in quel momento erano forse Pier Carniti e pochi altri a sinistra, però si decide di fare questo accordo con il Partito Popolare che tra l'altro si è appena scisso, perché il filosofo Rocco Buttiglione perde la maggioranza per le sue visioni anche centriste, anche favorevoli ad accordi tattici con Forza Italia, e quindi c'è questa scissione nei popolari in cui, diciamo, il nome popolare resta sostanzialmente con l'ex sinistra DC, mentre lo scudo crociato resterà di proprietà di Buttiglione, che poi lo porterà nel centrodestra con il cosiddetto CDU. Però, ripeto, la sinistra DC è forte e quindi candida Romano Prodi, quindi stiamo parlando di un ex boiardo di Stato, fautore delle privatizzazioni, le privatizzazioni all'italiana, come ben sappiamo, che vanno agli amici degli amici, però un cattolico bolognese, uomo pacioso, poco amante anche della discussione, ma lo diventerà poi nei dibattiti con Berlusconi, dibattiti anche un po' noiosi, in quanto insomma Berlusconi calcherà molto sul discorso comunisti, veterocomunisti, e la sinistra calcherà contro Berlusconi, sei il difensore dei ricchi e quant'altro. Però, diciamo, questa alleanza tra sinistra e popolari e cattolici fa nascere l'Ulivo, quindi una coalizione che ha un simbolo. Tra l'altro, votandosi in aprile, insomma, l'Ulivo sotto Pasqua è anche una bella pubblicità. Prodi ne approfitta, ovviamente, e diciamo questo incontro fra due forze comunque importanti farà la differenza anche perché la Lega ha deciso di andare da sola. Bossi ha capito che comunque non può legarsi al centro-sinistra se non per questioni tattiche, come aveva già fatto in determinate appunto situazioni, più che altro per fare le regole. Insomma, la Lega in quegli anni farà dei manifesti in cui si dice rifacciamo le regole con tutti e poi schieriamoci, diciamo. Però Bossi sostanzialmente andrà da solo. Il centro-sinistra cercherà comunque di attrarre sia la Lega sia Rifondazione Comunista, che allora è una forza. Il segretario Fausto Bertinotti ha dietro di sé comunque molti ex PC, molte forze anche sindacali importanti, con quei cosiddetti patti di desistenza. Cos'è la desistenza? È il fatto di presentarsi o non presentarsi in un collegio per dare spazio e visibilità invece a un'altra coalizione. Ricordiamoci che la legge in vigore allora è il Mattarellum, quindi il maggioritario per il 75% dei seggi, con poi un recupero proporzionale del 25%. Il trucchetto della desistenza riesce
diciamo, nei confronti di Rifondazione Comunista, viene proposto, però alla Lega si chiede: dovete chiudere il Parlamento del Nord. Allora Bossi aveva lanciato l'idea di un Parlamento del Nord che allora si trovava a Bagnolo San Vito, diciamo a Mantova, Villariva Berni. Non c'erano ancora state le famose elezioni padane, però era già un gruppo dove gli eletti, i sindaci, con un esperimento anche importante di democrazia diretta, cominciavano a creare delle leggi fatte, diciamo, per fare poi tutta una serie di strategie politiche che poi andranno avanti nel 96. La Lega dice: non ci sogniamo nemmeno di chiudere Mantova, ci ritroviamo tra di noi, ci piace, è importante, è un simbolo, e quindi diciamo la Lega da sola va a diciamo, dopo questa campagna elettorale anche un po' noiosa, ripeto, danno questo risultato anche un po' inaspettato, perché tutti pensavano che Berlusconi tutto sommato potesse farcela, ma Romano Prodi con oltre 16 milioni di voti, il 43%, batte il centrodestra, diciamo, di Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD e CDU, il cosiddetto Polo delle Libertà, che prende solo il 42%. La Lega, pur da sola, vince moltissimi collegi diciamo maggioritari in tutta la fascia pedemontana del nord, la Lombardia, il Veneto, il Friuli, ma anche per esempio la provincia di Cuneo, il Verbano, la provincia di Piacenza, e conquista un inaspettato 10,7% con 59 parlamentari. E quindi questo progetto che lui lancia, allora Bossi parla di indipendenza nord, poi nell'anno ci sarà poi a settembre, diciamo, la manifestazione vera e propria sul Po, che farà nascere, diciamo, l'idea di Padania, la catena umana sul Po, quindi questo grande evento che si richiama all'indipendenza americana, alle grandi dichiarazioni di indipendenza dei popoli oppressi soprattutto da un'oppressione fiscale che sarà ben rappresentata dal governo Prodi. Perché oggettivamente il governo Prodi diventa un governo molto diciamo pressante dal punto di vista economico. Intanto perché entra tutta la nomenclatura dell'ex PC, il presidente sarà Prodi, ma il vicepresidente sarà Veltroni, che si occuperà della cultura, tutta una serie appunto di membri dell'ex PC, Napolitano, Livia Turco, che insieme creeranno la famosa legge sull'immigrazione, una delle peggiori da questo punto di vista, ma anche Bassanini, Luigi Berlinguer alla scuola, autore di una riforma contestatissima dagli studenti di sinistra che farà nascere la cosiddetta Pantera, Giovanni Maria Flick che si occuperà di tessere i rapporti con i giudici, Anna Finocchiaro, Bersani all'industria con le sue famose lenzuolate, le sue liberalizzazioni un po' farlocche fra taxi, negozi e farmacie, Visco che sarà l'alfiere delle tasse, e poi il paladino dei poteri forti, Carlo Azeglio Ciampi, per il quale viene creato un super ministero dell'economia che riunisce tesoro e bilancio. Ciampi sarà l'uomo che dovrà traghettare poi in Europa sostanzialmente l'Italia con quella famosa eurotassa per entrare, che verrà restituita agli italiani e non sarà mai restituita ovviamente. Per fare cassa ci saranno le prime privatizzazioni, ripeto, molto all'italiana come quelle della STET, e questo governo nonostante abbia una presa molto forte per esempio sia nel mondo cattolico che nel mondo sindacale, dovrà affrontare anche proteste importanti, quelle della Lega, ma per esempio quelle dei trattori, dei Cobas del latte, quindi ci saranno anche degli scontri. E ripeto, la Lega da questo punto di vista va avanti con il progetto Padania, perché vuole ritornare all'idea di Repubblica del Nord che aveva già portato avanti, perché pensa ad un progetto ideale che comunque galvanizzi i militanti, anche se magari può far perdere qualche voto tra i moderati, ma che soprattutto ritrovi un insieme unitario
che sia culturale, quindi andando a riprendere il meglio di Miglio, ma anche per esempio tutta quell'idea storica che verrà incarnata da Gilberto Oneto, andando a riprendere Gualtiero Ciola e tanti altri, insomma, come sappiamo bene. E poi c'è un discorso economico, perché appunto in Italia, essendoci un'economia sostanzialmente duale in cui diciamo la svalutazione teneva insieme nord e sud, la Lega proporrà sostanzialmente le due monete, quindi un euro per il nord e la lira per il sud, capace di svalutare, anche perché questo era l'anticamera comunque per una vera e propria indipendenza padana. Ovviamente questo progetto viene subito come dire, contrastato dal governo Prodi che poi in quel settembre minimizza, ridicolizza la manifestazione leghista, che viene sottostimata, perché in realtà è una manifestazione comunque che porta oltre 1 milione di persone, ma verrà sottostimata, si dice poi, solo a 100.000 persone, quant'altro, ma insomma poi ci sono i video, ci sono tutte quelle evidenze che hanno detto che invece si trattò di un grande momento anche di popolo, un grande momento di speranza, ecco, quindi espressione vera poi di quella che Bossi voleva fosse una società alternativa che potesse nascere un po' rispetto ai valori italici. E poi da lì Bossi penserà che siccome bisogna esprimere, diciamo, tutte le energie di un paese, creerà stavolta a Chignolo Po un vero e proprio Parlamento con una destra, una sinistra, un centro, un mondo cattolico, eccetera, che però facesse riferimento sempre al mondo padano, quindi un nuovo Stato con tutte le sue ovviamente le sue particolarità, le sue idee. Ci sarà tutta una serie di associazioni che porteranno avanti il discorso padano, ma lo declineranno poi nel mondo dello sport, della cultura, del volontariato e quant'altro, mentre questo Parlamento verrà incaricato da Bossi di creare delle bozze di Costituzione per la Padania che dovessero essere anche come dire, di monito per il mondo italiano, per dare spazio eventualmente a una contrattazione federalista. E quindi queste bozze costituzionali restano anche un grande patrimonio in realtà per tutti i popoli, e diciamo c'è una doppia presentazione, una federale e una più confederale, e restano comunque un modello importante che la Lega ha consegnato e ha dato al Paese. Ma il governo Prodi è sordo a queste situazioni. Il governo Prodi, ripeto, incassa da questo punto di vista culturale molte situazioni, porta gli ex comunisti nella stanza del potere, ex comunisti che, come mi ha detto un caro amico giornalista Rai, fanno sparire molte pellicole degli anni 70 e 80 in cui questi leader della sinistra oggi molto famosi erano magari giovani impegnati in sassaiole o in diciamo vicini all'idea del marxismo-leninismo. Con tutti questi filmati eccetera, queste foto vengono fatte sparire. Ormai la sinistra è una sinistra in giacca e cravatta e vanno avanti. Il governo Prodi sarà comunque famoso per le leggi Bassanini sulla semplificazione, per il pacchetto Treu che libera un po' qualche laccio e laccio lavoro, anche se viene indicato come sostanzialmente l'inizio della precarizzazione di molti lavori. Ci saranno degli scontri progressivi con Rifondazione Comunista, perché sono gli anni della missione Alba, cioè dell'intervento dell'Italia in Albania, perché l'Albania sta crollando, stanno arrivando profughi su profughi. Verrà attuato il blocco navale, il vero blocco navale lo attua il governo Prodi, purtroppo con una tragedia, perché una fregata italiana speronerà una delle carrette del mare con dei morti, perché le regole di ingaggio non erano state fissate bene, quindi questa nave non è stata abbordata ma è stata sostanzialmente speronata. E che cosa succede? Succede che al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Difesa non accade nulla, ma i comandanti poi di quel vascello avranno problemi con la giustizia. Quindi il blocco navale vero e proprio fu attuato per la prima volta da Prodi.
Governo Benissimo. Prodi A dopo, un minuto di break per favore, Prego. poi ti faccio una domandona. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Allora, un mio ricordo televisivo, adesso in questo momento non mi ricordo, non era una rete nazionale, non era né Rai né Mediaset, era un'altra rete diffusa in tutta Italia ma di base locale. Appare Umberto Bossi, che è sui 55, quindi è un uomo ancora abbastanza giovane che si avvia a diventare di mezza età. Scatta una metafora tipica del linguaggio bossiano di un enorme impatto narrativo. Mi ricordo come se fosse ieri, sta per nascere un nuovo bimbo dal pancione della storia. Vi rendete conto? Sta per nascere un nuovo bimbo dal pancione della storia. Solo Umberto Bossi poteva dire una frase del genere, solo lui nell'universo, perché stava vivendo dal profondo dell'anima un fatto esplosivo, no? Ecco, sta per nascere un nuovo bimbo dal pancione della storia, la Padania, e quindi un impatto enorme sull'immaginario collettivo, nel senso soprattutto di chi padano si riteneva e che evidentemente sentiva rinascere dentro di sé un fremito di orgoglio sopito da millenni, da centinaia di anni, diciamo. Ecco, poi dopo i paragoni con la Scozia e la Catalogna sono impervi perché c'è un po' di differenza, però sicuramente quel ribollire del sangue, ma in senso buono e alto, ecco, non sangue suolo, mi raccomando, ma è un discorso di base federalista e con un umore di alta democrazia, quale solo Umberto poteva concepire, venendo da un ambiente che il giovanile era anche di sinistra, ma comunque sicuramente in una dimensione che andava al di là della destra e della sinistra. Quindi questa fu una bomba. Dall'altra parte un Prodi che cominciava a impostare quel discorso che approderà all'europeismo che noi conosciamo naturalmente. La domanda è questa: due cose al veleno, perché alcuni osservatori e storici che si ritengono super partes hanno detto in fondo si è trattato
garanzia, con la firma di Prodi da una parte e con la firma di Bossi dall'altra, di due code al veleno del Novecento però, cioè di una mentalità che da una parte voleva far rinascere in qualche modo una forma di nazionalismo romantico e dall'altra parte voleva imporre in tutte le maniere, in tutte le salse, quella utopia dell'Europa unita, che era poi il frutto di quel dopoguerra anche confuso che aveva portato al 9 maggio del 50 al bacio fetido fra Germania e Francia. Allora, la tua idea su questa visione quasi apocalittica di una fine Novecento esplosiva con una coda al veleno che in qualche modo faceva intendere il Novecento non vuole morire, eccetera, eccetera, eccetera. Il tuo giudizio, voglio dire, spassionato. Sì, direi che comunque è abbastanza coerente ed è un giudizio, diciamo, è una valutazione che ci sta, che è presente, perché Bossi, il giovane Bossi, pensa soprattutto ai popoli, pensa ad un federalismo che in quel momento, il termine federalismo è completamente desueto in Italia e comunque anche in Europa faceva riferimento solo a questioni di costruzioni di processi nazionali e di unione più ampie. Non viene visto come poi in realtà imporrà la Lega come un metodo per convivere e far convivere il piccolo e il grande, diciamo, quindi un federalismo che torni verso il basso e che dia quei poteri che il basso merita, perché il basso è più vicino diciamo al cittadino. Bossi in questo senso gioca la carta più alta, cioè quella di una nuova statualità che, partendo da un'idea nazionale, sebbene non ci sia una lingua comune eccetera, però c'è una storia assolutamente diversa dal resto della penisola e fa questa scommessa per cercare di schierarsi contro. Tra l'altro in quegli anni noi come Lega facciamo lo stesso errore che fanno ancora oggi gli autonomisti catalani, cioè confidano nell'Unione Europea, Unione Europea che invece, essendo creata da Stati-nazione di natura ottocentesca, temono la nascita dei nuovi Stati, perché poi se succede in Spagna allora può succedere in Gran Bretagna, allora può accadere in Germania, può accadere in Francia, perché c'è l'Occitania, perché c'è la Catalogna, perché ci sono i Paesi Baschi, c'è la Scozia, eccetera, eccetera, e quindi l'Europa in realtà, che dovrebbe accogliere queste nuove nazioni nate dal principio di autodeterminazione, in realtà questo purtroppo gli autonomisti anche di sinistra non l'hanno capito, si affidano ancora insomma a questo mantra europeo, mentre la Lega passa nel campo sovranista proprio perché ha capito che questa strada non è percorribile e va a cercare l'essenza vera della sovranità, del popolo, e quindi fa riferimento per esempio ai referendum contro la Costituzione europea e riparte insomma da quel punto. Il bello comunque del progetto Lega di quel momento è che comunque va a scontrarsi e a mettere in crisi un po' le radici dello Stato nazionale, e in quel momento è un'alternativa assolutamente plausibile, tanto è vero che gli americani per esempio si preoccupano, perché gli americani hanno delle basi al nord importanti, pensiamo ad Aviano, a Vicenza eccetera, perché comunque anche la geopolitica se ne occupa, ci saranno questi numeri storici di molte riviste nazionali e internazionali che insomma vedono che cosa succede se la Padania procede eccetera, ecco, quindi molto importante, mentre Prodi si limita un po' a fare come lo vede il vignettista Forattini, a fare il parroco, a fare un po' il sagrestano, non alza la voce con nessuno, però porta avanti poi le sue idee politiche. Con gli americani non alzerà mai la voce, perché sono gli anni per esempio della tragedia del Cermis, in cui l'Italia purtroppo sta zitta, e questo comunque va detto, perché tra amici si dice anche quando si sbaglia.
E invece, ripeto, questo scontro poi alla fine, se vogliamo, porterà sia Bossi sia Prodi a cambiare, perché poi il governo Prodi finirà con gli scontri con la Rifondazione Comunista, e Bossi, con questa idealità che va avanti anche nel 97, nel 98, poi dovrà fare i conti con una situazione per cui il popolo lo vota, ma è preoccupato perché sostanzialmente questo nuovo Stato è ancora di là da venire. Poi ci saranno anche situazioni internazionali che cambieranno il consenso, la guerra in Jugoslavia cambierà molto il consenso, e quindi tornerà il Bossi trattativista, il Bossi che dal sogno torna, tra virgolette, alla politica contrattata, e quindi poi a quegli accordi del 2000-2001 nelle regioni e nel Parlamento nazionale per la devolution e quant'altro. Quindi è stato un sogno che però ha messo a nudo, se vogliamo, le debolezze dello Stato nazionale. Certamente, sicuramente noi poi torneremo proprio nel settembre prossimo a parlare di quell'esatto appuntamento sia a Venezia che sul Po. Lo faremo in ragione di un fatto principale, che non abbiamo niente da nascondere. La memoria è un dono prezioso se la si usa per tutto, non si deve fare una selezione della memoria. L'ho già detto in occasione della giornata della memoria del 27 gennaio e della giornata del ricordo che c'è stata il 10 febbraio. Due eventi luttuosi, ma la memoria è anche memoria bella, e memoria di grandi sogni, di grandi imprese che hanno dato un motore fondamentale alla storia stessa, indipendentemente dal risultato. Questo è molto importante, quindi sicuramente molto importante. Ecco, detto questo, è evidente quanto poi la figura di Berlusconi, di cui adesso possiamo parlare non nel senso di libertà maliziosamente assoluta perché è morto, ma proprio perché si staglia come personaggio storico oramai, il potere berlusconiano comunque è stato superiore a quei sogni o a quelle velleità prodiane, a quei sogni padanisti, a quelle velleità prodiane, perché comunque è riuscito in qualche modo a rimangiare tutte le infiltrazioni ideali che queste due realtà potevano e al netto ovviamente di come poi dal 2000, in seguito al conio dell'euro e così a tutto quello che è accaduto dopo, noi ci ritroviamo inguaiati in questo momento. È evidente, no? Il fatto. Ecco. Ma la figura di Berlusconi da questo punto di vista, fino a che punto poteva godere di un consenso reale, perché anche qui c'è un dubbio interpretativo, o è stata avallata perlomeno sul piano del consenso generale da una nuova forma di mondialismo che si abbeverava anche e paradossalmente in quel Berlusconi che litigava con Francia e Germania, ma alla fine riusciva a tenere in piedi un sistema internazionale. Ecco, voglio sapere da te che idea ti sei fatto su questo. Allora, Berlusconi nasce sicuramente come imprenditore molto legato a tutto il sistema della Prima Repubblica, ma non è un continuatore della Prima Repubblica, anche di una Prima Repubblica, se vogliamo, riveduta e corretta, con una partecipazione diretta dei comunisti, come è stato nell'idea del governo Prodi, delle manovre di Scalfaro, eccetera. Berlusconi è un imprenditore, gli imprenditori hanno dalla loro una visione di lungo periodo, la scaltrezza e comunque il sogno che anche lui ha, il nuovo miracolo italiano e quant'altro, e la voglia comunque di essere ricordato, di fare grandi cose. L'ambizione di Berlusconi lo ha portato sicuramente fuori dalle secche della politica, che spesso è sopravvivere, che spesso è trovare un cadreghino da qualunque parte si tratti. Ecco. Quindi Berlusconi comunque ha capito l'importanza del suo ruolo e, ripeto, pur facendosi
possiamo dirlo tranquillamente, gli affari suoi, ha fatto anche gli affari nostri, o comunque ha contribuito a portare un prestigio internazionale sempre smentito dalla nostra stampa, da tutti quelli che sono stati contro, che lo hanno sempre anche, tra virgolette, uso un termine brutto, ma tanto per farci capire, sputtanato all'estero, perché l'Italia è sempre stata sputtanata all'estero dagli altri italiani in competizione con Berlusconi, e tuttavia Berlusconi aveva questa capacità, una diplomazia, se vogliamo, molto anche amicale, che è stato il primo lui a inaugurarla, poi adesso l'abbiamo vista in tanti leader, e diciamo questa situazione, diciamo, gli ha portato anche tante invidie, però ripeto, da Pratica di Mare ad altre situazioni, quando c'è da trattare con Erdogan e nessuno riesce a trattare con Erdogan, Berlusconi ci riesce, che poi era stato ospite, diciamo, anche criticatissimo, diciamo, alle nozze del figlio di Erdogan, eccetera. Però Berlusconi è l'uomo che cerca di fare sintesi e che ha abbastanza ambizione per andare oltre le secche della politica un po' più spicciola, anche perché, diciamolo pure, vivendo del suo, diciamo, poteva guardare un po' più in là. Poi ripeto, tanta propaganda, tante situazioni, poi nel 2011-2012 l'hanno azzoppato, ha dovuto accodarsi al PPE e quindi alla Germania, però ripeto, Berlusconi resta un uomo che sicuramente ha segnato un'epoca e comunque ha tentato di creare un modello nuovo che ancora oggi esiste, se esiste è grazie a lui, il modello del centrodestra, diciamo, che è alternativo a questo consociativismo tra vecchi comunisti e vecchi democristiani che vogliono sempre riproporci in tutte le salse. Sono d'accordissimo con te, sinceramente, su questa analisi, e adesso che ci troviamo quasi prigionieri di una dinastia che deve tenere a bada i pettegolezzi di Mediaset che stanno dirompendo, no? Avete sentito certo. quanta roba, quanta brutta roba che sta emergendo, no? Dietro i labirinti di Cologno Monzese. Ecco, allora si ha l'impressione anche qui appunto di un pallone che si sgonfia completamente, perché poi l'uomo era capace, Silvio, non Pier Silvio, era capace di riuscire a coprire anche ogni magagna da questo punto di vista, no? Certo, e non lo dico in termini giuridico-penali, ci mancherebbe, ma così come immagine complessiva. Quindi ci stiamo accorgendo che quell'epoca è davvero finita. Finita, cioè non ci può essere una persona come Berlusconi, e trovo personalmente, voglio sentire la tua idea da magister, quanto poi una figura come la Meloni la nostra non è una tradizione politica, è una tradizione morale, culturale, di costume, di sensibilità, quanto la Meloni possa aver sostituito nell'immaginario collettivo e quanto diversamente e in che direzione esatta, perché questo la gente si chiede, secondo te. Marco. No, ma diciamo che sicuramente Berlusconi ha creato le premesse per una politica diversa che oggi è incarnata da persone che, possiamo dirlo, sono il superamento anche di quel modello Berlusconi. Per certi versi la Meloni non ha i problemi, non porta con sé i problemi di Berlusconi, li ha superati, ha altri problemi perché poi è accusata di familismo, di questioni nel suo partito, di non aver ben chiuso i rapporti con un certo tipo di destra che è ancora presente nel suo partito, eccetera. Però, ripeto, al di là di quello, che qualcuno voglia dire che la Meloni è ancora troppo di destra o qualcun altro può dire che è troppo democristiana, ma il senso è che comunque lo standing di qualsiasi personaggio di centrodestra oggi, ma potremmo dire anche dello stesso Salvini per molte situazioni, lo dobbiamo a un cambiamento proprio nei modelli, a un cambiamento di paradigma che ci arriva da Berlusconi. Esatto, quindi la sua mission è stata fortissima. Invece, diciamo, anche se ho già detto che riprenderemo l'argomento scottante a settembre, in che misura
comunque l'eredità del padanismo si fa sentire, e quindi in che misura poi nella realtà il padanismo si è potuto evolvere in qualcosa che comunque non è troppo distante, ma lo supera sul piano della storia e delle prospettive future, secondo te? Il padanismo resta intanto un esperimento, un sogno, un modo di concepire. Peraltro sarebbe bello che comunque oggi le regioni pensassero all'idea anche di una koiné linguistica da portare nelle scuole, che insomma andasse a recuperare in qualche modo il lombardo, il veneto e quelle lingue che non sono nella legge del 99, perché nella legge linguistica del 99 abbiamo le minoranze storiche, abbiamo il friulano, abbiamo il catalano della Sardegna, abbiamo queste lingue, però non abbiamo quelle grandi lingue che hanno anche poi in realtà una letteratura importante, che però devono sopravvivere. L'esperimento Padania, il sogno Padania, che oggi tra l'altro fa sedere gli autonomisti di casa nostra, secondo me a pari livello con tanti amici fiamminghi, ma anche scozzesi, ma anche catalani o baschi, perché comunque c'è stato questo, ripeto, impegno ideale, senza peraltro dover piazzare bombe sui treni o sui tralicci, eccetera. Quindi un indipendentismo assolutamente positivo, non legato anche a cose, diciamo, anche a criminalità varie, come è accaduto in altre situazioni, insomma. Pensiamo anche ai rapporti tra l'ETA o l'IRA e l'OLP, eccetera, eccetera. Quindi un indipendentismo assolutamente positivo, assolutamente legato al principio di autodeterminazione dei popoli, che resta come monito e che comunque è una bandiera che prima o poi, in ogni caso, qualcuno potrebbe riportare in avanti. Ripeto, oggi è cambiato completamente il paradigma, c'è il problema europeo che ha cambiato tutto, c'è il problema della sovranità, però quel paradigma resta, e resta perché per comunque dare spazio a tutti i popoli che sotto quella bandiera si sono riconosciuti, quindi il veneto, il piemontese, il lombardo, il ligure e così via. Quindi resta, secondo me, un grande esperimento di democrazia diretta, certamente, di voglia di fare prima, qualcosa di scusa, nuovo. Ecco, hai detto una cosa che mi ha colpito e che rimane fondamentale come strumento per migliorare di queste idee che stai esprimendo, è il fatto che l'Europa ha saputo perfidamente bloccare i sogni degli scozzesi e dei catalani. Quindi noi ci troviamo di fronte a un Moloch di una protervia, di una bastarda volontà di impedire la libertà. Questo dobbiamo capire fino in fondo, Marco. E tu che sei stato a Bruxelles tanti anni l'hai subito in prima persona. Come chiudi questa, no? Come chiudere questa nostra riflessione di oggi? Ma io vi chiudo ricordando che purtroppo l'Europa va smontata per ricostruirla meglio, perché oggi purtroppo si parla molto, ne abbiamo parlato anche noi, del manifesto di Ventotene, eccetera. Però la cosa più importante che diceva Altiero Spinelli è l'unica cosa che di Altiero Spinelli anche i sedicenti seguito. E cioè Spinelli diceva, tra le tante cose anche non condivisibili che diceva, perché poi Spinelli era molto legato anche a un mondo marxista, diciamo, però tra le cose interessanti che Spinelli diceva erano che in pochi anni ci sono state 2 guerre mondiali che hanno martoriato l'Europa a causa delle fratture e delle lotte tra gli stati nazionali. Pensare di far crescere l'Europa con un mattone che sia ancora lo Stato nazionale è assolutamente folle. Bisogna trovare qualcosa di nuovo per far nascere l'Europa su basi differenti, che poi è il problema della sovranità, il problema delle piccole patrie, e quindi da lì bisognerà partire. Quando lo capiranno a Bruxelles e a Strasburgo non lo so, ma noi andremo avanti a dirlo. Assolutamente,
penso che il Trattato di Lisbona e il Trattato di Nizza non abbiano risolto, ma soltanto messo delle pezze, no? Dei cerotti sui buchi. C'è veramente da costruire un'Europa nuova, la famosa Europa dei popoli, no? che non è ancora stata realizzata. Io ti ringrazio tantissimo, penso che sia stata una trasmissione utile per tornare indietro e per riuscire, tornando indietro, ad andare avanti, ad avere una nuova prospettiva che è culturale, che è metapolitica, che è spirituale. Grazie ancora a te e a tutti per averci ascoltato, alla nostra russa ambrosiana Natalia per averci guidato. Grazie a tutti, a risentirci. Venezia risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore